Non ci siamo mai rifiutati di attivare le commissioni d'inchiesta. Risponde così il presidente Zaia alla richiesta delle opposizioni, una delegazione presente nella sala stampa della Protezione Civile al termine della conferenza stampa che si era tenuta all'esterno, di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia durante la seconda ondata. Non è una sorpresa, mi sembra che è il minimo che poteva scaturire questo dibattito, no? L'importante è che si facciano però le commissioni, che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura. Zaia ha poi spiegato che in ogni caso non firmerà la richiesta di istituzione della commissione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso non venga fuori Zaia non firma perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono, perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione decisamente no. Intanto è attesa per domani l'audizione chiesta dalle opposizioni di Zaia in quinta commissione sanità con i tecnici regionali sull'utilizzo dei test rapidi e a chi gli chiede se l'impiego di questa tipologia di tamponi in ospedali o RSA sia stata una scelta sanitaria o politica, Zaia replica così. Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi. Domani avrete la risposta da chi ha proposto come si può dire, queste modalità, si è confrontato. Ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare a vedo finché volete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui. Intanto la campagna vaccinale va avanti senza intoppi. Anche ieri sono state somministrate 37.000 dosi, portando a oltre 1.700.000 il numero di vaccinazioni finora effettuate. Siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. Il 96,7% degli ultraottantenni e il 72,4% degli over 70 ha ricevuto almeno una dose e al momento tra i 60 e i 69 anni il 30,4% è stato vaccinato. L'appello per questa fascia d'età è di prenotarsi nelle prime date disponibili alla luce di una capacità vaccinale in Veneto di 50.000 somministrazioni giornaliere. E mentre il commissario Figliuolo fa sapere che si sta valutando se estendere AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60 anni, alla Regione Veneto non è per ora giunta alcuna comunicazione ufficiale sull'ipotesi avanzata in queste ultime ore dallo stesso Figliuolo di avviare vaccinazioni di massa alla restante popolazione una volta terminate le somministrazioni agli over 60.